È un paese intero quello che oggi lega i propri ricordi alla vita di un campione che per ben 2 volte aveva visto la morte in faccia ed era sempre riuscito ad andare oltre. Il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva pochi minuti dopo la notizia della morte di Alex Zanardi. È stato per tutti questi anni un punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, ha scritto in una nota il Capo dello Stato. Anche la Premier Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di cordoglio alla famiglia a nome del governo. L'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Tanti gli sportivi che hanno incrociato le strade con Zanardi oggi lo piangono. Mi hai dato la forza di ripartire convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare di tutto, scrive Bebe Vio. Se ne va un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, le parole di Federica Pellegrini. In Veneto Zanardi era stato accolto come una persona di famiglia e così lo ricorda il governatore Alberto Stefani. Addio Alex, il tuo esempio vivrà per sempre. Un forte legame anche con la città di Padova, come ricorda l'assessore allo sport Diego Bonavina. Un amico dello sport, un ambasciatore dei valori più belli che la nostra società possa avere. Alex ha rappresentato un emblema dello sport, ma un emblema di quello che tutte le sofferenze che possono capitare a una persona, le peggiori, ci ha insegnato la strada per non mollare mai, ci ha insegnato come reagire, ci ha insegnato a guardare sempre avanti. Questo è il ricordo che io ho di Alex. Ci lascia un modo di guardare la vita, scrive il sindaco di Padova Sergio Giordani, che con Bonavina si stringe alla moglie Barbara e al figlio Nicolò. Commosso anche il ricordo del presidente di Ascom Veneto Patrizio Bertin, che nel 2017 a Padova aveva consegnato a Zanardi il premio Memo Geremia. Ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere anche di premiarlo e devo dire che è una persona che ha lasciato un grande ricordo, ma soprattutto un grande atleta, un grande anche, diciamo, professionalmente, un personaggio che ha dimostrato di non mollare mai. Perfino la questura di Padova ha pubblicato una foto autografata che Zanardi aveva dedicato ai poliziotti che guidano le volanti. Con la scomparsa di Alex Zanardi, l'Italia piange la perdita di un campione straordinario, una leggenda dello sport paralimpico. Lo ringraziamo per il coraggio, la determinazione e la testimonianza che ci ha dato, specialmente nella sua seconda vita sportiva, ha scritto infine il presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, Davide Giorgi.